italiani non chiedono più prestiti. Dal 2007 la domanda è calata del 24% e negli ultimi mesi il trend è peggiorato. Secondo il barometro della centrale di crisi CRIF, nei primi 9 mesi dell'anno la contrazione è stata del 3,3%, mentre a settembre la richiesta è crollata del 10,9%, confermando la persistenza della spirale recessiva. Nonostante ci siano segnali di ripresa, seppure timidi, dovuti soprattutto all'export e al turismo, il crollo dei consumi interni è costante perché legato all'occupazione, o meglio, alla crescita della disoccupazione. Nessuna società assume, in un momento in cui l'Italia vanta il triste primato di imporre almeno un centinaio di balzelli. Tanti ne ha contati la CGIA di Mestre e una pressione fiscale che negli ultimi 25 anni è aumentata di 9 punti percentuali. Quest'anno, secondo il centro studi dell'associazione, mediamente ogni italiano, compresi bambini e ultracentenari, pagheranno mediamente 11.800 euro di tasse. L'imposta più curiosa è sicuramente quella applicata dalle regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili. Quella più odiata dagli italiani è molto probabilmente l'IMU, che da quest'anno paghiamo solo sulle seconde e terze case e sugli immobili ad uso produttivo commerciale. In tutto questo il governo cosa sta facendo? Invece di tagliare le tasse per ridare fiato all'economia, si sta preparando di nuovo ad intaccare il welfare, puntando sui tagli alla sanità. Quando si scopre che le pensioni d'oro prosciugano bene 13 miliardi l'anno e con l'IMU se ne sono racimolati appena 2. Meglio sarebbe tagliare quelle pensioni, la maggior parte delle quali sono frutto di privilegi concessi e non di contributi effettivamente pagati. Un furto, insomma.